Al Consorzio Universitario di Agrigento si presenta il libro Anche quella foto acquistò colore della docente Alessandra Lamarca. Incontro su scienze dell'educazione. Partecipa l'Università di Palermo. Un viatico importante qualificato per la prosecuzione. È un libro che nasce si radica nella professionalità della professoressa Lamarca, che prima di essere docente universitaria per 15 anni ha diretto un college universitario di studentesse, molte delle quali provenienti da Agrigento, e quindi sono delle testimonianze, dei ricordi, un commento di avvenimenti di queste ragazze che da Trapani, da Agrigento, da Caltanissetta venivano a Palermo a studiare negli anni 80 e 90 e trovavano un ambiente accogliente, una residenza universitaria Rume si chiama, dove non soltanto avevano alloggio ma anche possibilità di studio, di assistenza, di amicizia, quello che viene fuori dalle storie di questi signori, il ricordo così caro di tanti servizi ricevuti per migliorare e inserirsi bene nella vita universitaria. Ecco, fa piacere a distanza di tempo verificare l'impatto formativo che ha avuto nella vita di tante donne siciliane la possibilità di integrare la formazione scientifica che l'università fornisce con una formazione umana, professionale, culturale e anche di soft skill che hanno acquisito e di possibilità di ampliamento della dimensione internazionale della loro vita, dei convegni fatti. È un bel ricordo secondo me, incoraggia molto leggere quel libro a ragazze che si stanno preparando a iniziare la vita universitaria, danno un'idea di cosa sia studiare all'università, non soltanto per gli esami, ma per vivere veramente l'università dall'interno. Dunque si tratta di un romanzo che è stato definito pedagogico, si tratta di una storia di una ragazza universitaria dal primo anno al quarto, in cui si intrecciano storie di amicizia, si affrontano problemi che sono molto consoni a quelli che sono le esigenze dei giovani, quindi la libertà, il valore dello studio, la scelta universitaria, c'è tutto un capitolo che è centrato proprio sugli esami, quindi il percorso proprio di questa studentessa, che la preparazione, il momento dell'esame, le paure, il desiderio, ecco, di apprendere bene per migliorare anche se stessi e non solo studiare per prendere un bel voto. Diciamo, questo romanzo penso che sia proprio adatto a studenti sia universitari che anche a ragazzi degli ultimi anni del liceo, perché possono un po' avere una finestra di quello che è il mondo universitario e ci si ritrovano anche perché ci sono varie storie legate proprio alle amicizie, a piccole gelosie, e poi è intrecciata anche una storia d'amore di questa ragazza che aveva scelto appunto un ragazzo e questa scelta non era condivisa dai genitori, e quindi anche tutto il dramma, no, che vive durante questi anni per non avere l'approvazione dei genitori. È per me un piacere essere qui per presentare il volume della professoressa Lamarca, nostra docente, in questo anno di ripresa delle attività del polo territoriale. E mi piace ricordare che questa attenzione verso gli studenti e verso le studentesse donne, diciamo, della nostra università non è casuale e non è il primo, perché alcuni anni fa la Facoltà di Lettere pubblicò diciamo, una memoria di una nipote di una delle due prime laureate in lettere donne dei primi diciamo, del 1913, e quindi questa attenzione alle donne è una cosa importante, specialmente in questo momento che, come al solito, è difficile per le donne. Per raggiungere la meta dell'inserimento